A te la linea. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il mio spazio, un po' perché settimana scorsa non c'ero, un po' non ero disponibile, ero in Sud America, e un po' per dare un po' di riposo alla nostra Sara, che questa settimana come famiglia hanno vissuto un momento un po' particolare. Il nipote di Sara, che oggi sta bene, ha avuto un problema importante ed è stato, come si dice, molti direbbero preso per i capelli, io direi preso da grandi medici con l'elisoccorso e poi dal sostegno anche secondo me molto importante, di fede, che tante persone, tanta energia è stata data a questo evento, e questo bimbo oggi sta bene, fortunatamente. Un po' di tranquillità spero, adesso in questi giorni per Sara, per Giacomo, la famiglia e tutti i loro parenti e gli amici, perché è stato, secondo me, una bella prova. È stata, anzi no, una brutta prova, ma una, una, una prova di unione e di forza per tutti. Quindi bene che sia andata bene, tanto, e che si superi velocemente questa fase e tutto possa ritornare alla normalità. Un abbraccio veramente a Sara e a Giacomo e a tutta la famiglia. Parliamo un pochettino, come faccio di solito, a parte il discorso solito che faccio di chiedere e di darci sostegno, quindi umanitariapadana.net, c'è un tasto in alto a destra sul sito internet che è rosso, non è che schiacciando quel bottone parte automaticamente un bonifico, non abbiate timore di cliccare quella pagina. Si apre una pagina dove ci sono elencate tutte le possibilità per effettuare una donazione anche ora. Mi raccomando, non fatemi fare brutta figura. Sapete che in ufficio poi lunedì mi dicono la trasmissione che stavolta ha funzionato, no? Quindi mi raccomando, non abbassiamo questo target. No, sto scherzando, però è importantissimo darci supporto, perché mentre altri stanno pensando io uso il termine buttare, ma loro usano il termine investire 800 miliardi di euro per riarmarsi. Pensate cosa ci vorrebbe, cioè, cosa si potrebbe fare in bene, quindi in progetti umanitari, io penso ai salti mortali che facciamo noi tutti gli anni per riuscire a chiudere tutti i progetti, con le donazioni, col 5 per 1000, con le raccolte magari che riusciamo a fare, così, e questi mettono sul piatto 800 miliardi per fare altro. Se li mettessero per fare del bene in tutto il mondo, secondo me finirebbero le guerre solo per quello. Non ci sarebbe nessun motivo per andare a cercare risorse da qualcun altro, perché tutti potrebbero costruire qualcosa e quindi sarebbero talmente impegnati a costruire il bene nel proprio paese che gli armamenti forse se li dimenticherebbero. Pensate che, per esempio, guardavamo stamattina, per costruire chi passa dall'area ex dall'autostrada Como Milano, Varese Milano, vede dove c'era prima l'Expo il nuovo ospedale Galeazzi. È un ospedale gigantesco, ultramoderno, con all'interno tutto quello che è l'efficienza e la modernità e la robotica e tutto quello che serve per curare le persone, quindi per migliorare la vita alle persone. È un ospedale veramente molto moderno. Quell'ospedale è costato circa 200 milioni di euro. Pensate a quanti ospedali come il Galeazzi si possono fare nel mondo con 800 miliardi. E questa è la follia che c'è oggi e che purtroppo anche a governo, io purtroppo mi allontano un po' a volte su certe decisioni, ma hanno avvallato un po' questa decisione, o stanno avvallando, stanno discutendo. Non sarebbe secondo me neanche da discutere una cosa del genere. 800 miliardi per la difesa,
da chi prima di tutto, ma 800 miliardi usiamoli per dare un po' di respiro ai nostri anziani, per dare un po' di respiro ai nostri giovani, per dare un po' di progettualità a quelle persone che si mettono sui barchini per riuscire a venire con il sogno che gli è stato raccontato di venire di qua a vivere meglio, a vivere gratis, perché qua tutto è gratuito, tutto è regalato, che questo viene raccontato al di là del Mediterraneo. Pagano per venire di qua, e quando magari si potrebbe, come stiamo facendo noi da 20 anni, da più di 20 anni, si può anche costruire là e fare in modo che nei loro paesi possa iniziare il sogno di miglioramento delle loro terre. Quindi in alcune aree siamo riusciti anche in passato con altre associazioni, sempre del nostro circuito, facendo accordi con i governi per comprare terreni e renderli terreni agricoli e renderli aree dove si poteva coltivare, dove si poteva ricreare una microcomunità. A queste comunità veniva addirittura chiesto di adottare, di portarsi in casa gli orfani di quell'area, quindi c'erano più sistemazioni, tra virgolette, che venivano generate con una spesa minima in confronto a quanto ci costa oggi l'immigrazione clandestina o la gestione di questi disperati. Chiamiamoli come vogliamo, c'è chi li chiama immigrati, chi li chiama clandestini, io li chiamo persone disperate che quando arrivano di qua capiscono che il sogno che gli hanno raccontato non esiste, che sono semplicemente manovalanza per qualcuno, quando va bene per raccogliere pomodori, quando va male per fare anche cose peggiori. Quindi ecco, pensate cosa si potrebbe fare oggi con 800 miliardi. E mentre le bandiere della pace manifestano per gli armamenti, cioè quindi le bandiere per la pace manifestano per la guerra, bei paradossi di questi ultimi anni, questi ultimi tempi, cortocircuiti e trapezzismi assurdi di alcune persone, di tante persone purtroppo, facilmente manipolabili. Questo è. Perché se fermi poi queste persone che sono lì con la bandiera, ti siedi e inizi a farle ragionare, capiscono di non aver capito il perché sono lì, e quindi andiamo a manifestare non pro ma sempre contro, e quindi non si vuole costruire qualcosa, si vuole sempre distruggere, per quello che poi la mentalità va facilmente verso armiamoci, no? Armiamoci e partite all'italiana dicevano una volta, armiamoci e partite, perché pensano di poter mettere poi, guardate Macron, perché Macron Macron che ha detto che appunto vuole mandare i giovani a combattere. Sì, lui non penso si metta alla Napoleone in prima fila, fa il Napoleone, ma non si metterà sicuramente a cavallo davanti alle truppe, rimarrà nel suo palazzo a continuare a dire, fare, baciare la lettera a testamento. Quindi 800 miliardi. Quanti ospedali bisognerebbe fare un po' di matematica, 800 miliardi per 200 milioni, sono 4.000 ospedali, 4.000 galeazzi per il mondo. Ne potremmo costruire più di uno per nazione nel mondo, più di uno, compresi gli stati che se le potrebbero costruire da soli. È questo che io continuo a non capire. Sono molto lontano e forse anche molto ignorante in questo momento, ma veramente continuo a non capire quanto a volte la semplicità di un confronto, la semplicità della chiara, vecchia, semplice diplomazia che porta poi, una volta i diplomatici non si muovevano mai da soli, non andavano a fare gli incontri davanti alle telecamere, si muovevano con le camere di commercio, si muovevano con gli imprenditori, si muovevano con le imprese, con le aziende, perché si andava a cercare di far capire alle persone che la cooperazione positiva poteva fare molto di più
di una tensione, poteva fare molto di più di un armamento, poteva fare molto di più che fornire treni di carri armati. E quindi l'esercito che si muoveva era l'esercito di imprenditori che andavano a fare contratti, che non andavano a chiedere di cedere cedere territori dove ci sono terre rare o agricoltura che vogliamo esportare, o andare a rubare poi a quel territorio qualcosa, perché la realtà è questa. Quando poi si inizia una guerra ci sono le conquiste, ci sono i territori che si spostano, ci sono le risorse che per decenni si spostano, ci sono i divieti di fare determinate cose. Lo sappiamo noi, lo sa la Germania, che per 80 anni, dopo 80 anni ancora oggi siamo colonia praticamente di chi dice di averci salvato, quando invece nella cooperazione, se andiamo a guardare la guerra mondiale, la Russia se n'è andata, ha liberato i territori e oggi gli stiamo andando contro, però la Russia se n'è andata, gli americani no. Gli americani sono qui ancora adesso con più di 140 basi in Italia, non so quante basi in Germania, non le ho mai contate in Germania, ma il numero in Italia era sufficiente per capire quanto è importante lo sbocco sul Mediterraneo, questa grande lingua di terra sul Mediterraneo che è l'Italia, questo posto naturalmente meraviglioso, e naturalmente non per ovvietà, ma naturalmente perché la natura lo ha reso un posto meraviglioso, che noi stiamo deturpando e violentando costantemente. Noi e chi sta lavorando col clima, chi sta lavorando con tutto quello che va ad alterare un po' la nostra vita. Stiamo, secondo me, io poi lo dico, l'ho detto prima, nella mia ignoranza diplomatica, però vedo che la semplicità sarebbe molto più economica, molto più semplice e sicuramente positiva, perché nel confronto si trova sempre qualcosa da fare, e il qualcosa da fare è un più, non è un qualcosa che vuole distruggere, perché quando il qualcosa da fare è togliere all'altro, stiamo un po' togliendo anche a noi stessi, perché sì, ci guadagniamo quello che gli abbiamo tolto, ma abbiamo perso comunque la possibilità di fare qualcos'altro con quella persona, con quel territorio. Avremo ucciso magari la fantasia di quell'area, la voglia di costruire. Pensate alle oltre 10 milioni di persone che dall'Ucraina se ne sono andate, sono scappate fino a quando hanno potuto scappare, che se ne sono andate. Noi conosciamo alcune persone che nei primi periodi se ne sono andati, perché c'era tanto nell'IT che lavorava da quei paesi, e conoscevamo un po' di persone, come anche l'associazione ha molti contatti e sono già stati portati anche aiuti. Ricordo che l'anno scorso, 2 anni fa, portammo un paio di bilici di aiuti, c'è un reportage forse anche sul nostro sito, o comunque ci sono dei video che hanno dimostrato quello che è stato fatto ancora per portare i nostri contatti, gli aiuti che ci erano stati chiesti, ma con la fatica di un'associazione che a volte arranca, come tante associazioni che non sono collegate alle lobby, e quindi non siamo l'Umanitaria Padana non è l'associazione di volontari a 9.000 euro al mese come tante ONG, non ci sono purtroppo, da una parte o per fortuna non ci sono questi grandi finanziatori, no? Questi filantropi li chiamano, che finanziano queste associazioni apparentemente benefiche. Noi cerchiamo di fare il bene lo stesso, il bene quello vero, quello pulito, quello onesto, quello che va a chiedere là cosa c'è bisogno, non va a imporre un aiuto a fronte di un cambio, va a portare un aiuto che è stato chiesto, va a portare quello che serve, perché là serve quello in quel momento, come anche per i nostri alluvionati in Emilia. Ricordo il Forlivese, dove abbiamo fatto tantissimo lavoro, ricordo i momenti dei terremoti anzi, all'Aquila, a Amatrice, io sono andato
paio di volte lì, sono andato in Emilia quando abbiamo lavorato per il terremoto in Emilia. Abbiamo fatto un sacco di attività con le nostre forze. E ragazzi, io penso che una frazione di quegli 800 miliardi, con la frazione di quegli 800 miliardi dati alle associazioni come la nostra, si rivolta al pianeta, ma veramente si rivolta al pianeta, cioè saremo in grado di rivoltare il pianeta. Per quello che dico, ragazzi, dateci una mano a dimostrare che il bene vince quando viene fatto nel modo onesto, nel modo pulito, che armarsi non è la soluzione. Dimostrare di avere i muscoli non è la soluzione. I muscoli vanno usati per girare la terra, vanno usati per pulire la nostra natura che adesso sta fiorendo, non vanno usati per riempirsi di carri armati, di fucili e di bombe. Per fare cosa? Per tenerle ferme nei magazzini, perché poi nessuno ha il coraggio di usarle. Quelle 60.000 bombe nucleari, 60-70.000 bombe nucleari che ci sono sul nostro pianeta, che ne bastano una ventina per sterminare tutti, no? Miliardi spesi per armamenti che tra l'altro scadono. Oltretutto ho scoperto recentemente che poi nel tempo quegli armamenti scadono, quindi devono essere smaltiti con difficoltà e ripristinati con altri soldi. Quindi quegli 800 miliardi sarebbero soldi che poi finiscono e devono essere rimessi in circolo con dei cambi, perché molti non lo sanno, ma in Italia, in alcune aree ormai coperte dalla natura, perché la natura copre anche le vergogne a volte, ci sono io li chiamo parcheggi, ma sono piazzali, campi pieni di blindati anche in Italia, acquistati per la difesa, che sono abbandonati e ormai coperti dalla natura. La natura si vergogna talmente tanto che copre anche queste vergogne. E noi, dopo aver abbandonato, buttato questi mezzi a rottame, ma neanche a rottame, perché a rottame almeno i soldi del ferro li avremmo recuperati, i soldi dei metalli li avremmo recuperati, neanche quello, andiamo a firmare degli investimenti per difenderci da cosa? Che tanto nel caso dovesse essere necessario difendersi non saremmo in grado, e difendersi per 1 minuto e mezzo, perché poi non ci sarebbe più nulla, penso che non serva a niente. Quindi ancora di più la cooperazione e usare i fondi per il bene farebbero la differenza davvero. E mi piacerebbe sentirlo dire da qualcuno a governo questo, ma forse perché non guardo molto la televisione, non ascolto molto, anche se cerco le notizie, magari qualcuno l'ha detto e mi è sfuggito, ma io questo non l'ho sentito da nessuno. Stanziamo questi fondi per fare del bene, per fare veramente qualcosa di progetti positivi, progetti costruttivi. Non diamo la marchetta a Volkswagen e alle case automobilistiche che abbiamo appena ucciso con le decisioni folli del Green Deal e diciamo le auto elettriche. Abbiamo distrutto un mercato automobilistico che era purtroppo il traino di tutte le economie in Europa, era la base di tutte le economie in Europa, e ora gli diamo la marchetta e dice vabbè, non riuscite più a vendere automobili perché abbiamo detto che non le dovrete più produrre, quindi non potete più produrre motori a benzina e diesel da 1000 di cilindrata, 1500 di cilindrata, ma possiamo costruire dei carri armati che ovviamente saranno diesel, magari 15.000 di cilindrata o 12.000 di cilindrata per la difesa. Vero è che non inquineranno, perché quando mai li useranno? Mai. Verranno soltanto costruiti, comprati, pagati e parcheggiati, e mai funzioneranno. Quindi non penso che faranno i carri armati o i nuovi Leopard Euro 7. Anche qui sono le follie, no? Ma nessuno ne parla di queste cose. Noi siamo obbligati a sottostare a regole folli, ma chi fa le regole folli può fare quello che vuole con
i nostri soldi, che pare vogliono mettere anche a garanzia su questi fondi, vogliono mettere in parte a garanzia i beni privati che ci sono sulle banche. Adesso andrò a curiosare anche su questa cosa, su come si possa fare o pensare una follia del genere, mettere a garanzia i beni, i fondi privati degli europei. E quindi nella follia che non finisce mai, nella follia europea che non finisce mai, speriamo che un po' di buonsenso torni a pilotare le menti pilotare proprio nel vero senso della parola, le menti di queste persone, che si pensi a come usare veramente, se riusciranno ad avere in mano questi fondi, a usarli nel modo giusto. Ve lo ricordo il numero: 200 milioni di euro per costruire uno degli ospedali più moderni e più nuovi che c'è nel nostro paese. È stato appena inaugurato, forse un anno fa circa, quindi un ospedale gigantesco, grandissimo, è quell'edificio bianco che trovate tornando dalla Milano Como, no? Entrando a Milano, sulla destra, dove c'era prima l'area Expo, che è stata riqualificata, e in parte appunto è questo ospedale veramente pazzesco, veramente grande. Non so cosa dire di più di questo. So che siamo a un minuto, penso, dalla fine della trasmissione. Regia, ti chiedo conferma. Sì, più o meno un minuto, massimo 2. Ok, allora, riesco ancora ad avere un po' il controllo del tempo, almeno qui in radio, per altre cose non si riesce. Quindi ragioniamo su questo e facciamo ragionare i nostri politici dove potete, facciamoli pensare, facciamogli vedere i bilanci della nostra associazione, cosa si può fare con il tanto o poco, comunque il tutto, quello che riusciamo a fare noi con quello che abbiamo in mano, e moltiplicatelo fino a portarlo a 800 miliardi di euro. E pensate a cosa si potrebbe fare. Con questo punto di riflessione e veramente con la richiesta di darci una mano, quindi dateci quella frazione di quel potere economico per continuare a fare del bene, vi saluto, un abbraccio ancora a Sara e alla sua famiglia per questo, e al bimbo, al nostro nipotino di tutti in questi giorni, e che si riprenda presto e torni presto alla tranquillità della famiglia. E un buon fine settimana a tutti, a presto.